Dopo l'ultima di campionato siamo sempre qua. Com'è andata la partita? Una partita fantastica, abbiamo giocato tutto per tutto. Pareggio non ci stava, la vittoria potevamo arrivarci. Lui è Pietro Urbani, mi ero dimenticato all'inizio. Come hanno giocato i tuoi... È stata una delle partite migliori che abbiamo giocato secondo me. Poi io ho cominciato a giocare da poco, quindi non ho visto le altre. E i rigori? Ti sentivi pronto? Ti sentivi come? Mi sentivo molto pronto, però i rigori erano molto angolati, non potevo arrivarci neanche con le gambe. Per questo è tutto, linea allo studio. Benvenuti carissimi amici, abbiamo qua Pietro Vianello. Come ti è sembrata la partita? Beh, è stata una partita fantastica, la migliore direi che abbiamo mai fatto in tutto il campionato, nonché l'ultima. Abbiamo giocato molto bene, soprattutto in attacco, anche perché loro non erano molto concentrati. Abbiamo perso qualche pallone. Per voi questa è una specie di vendetta Marco Zanon oppure è una partita come tutte le altre? Per me assolutamente sì. E gli avrei anche fatto un po' più male, ma questo non lo dovevo dire forse. Bene, quanti gol hai segnato? Io uno solo, ma ne abbiamo fatti 28 in totale e sono molti per una partita. Beh, e contro Riviera all'andata ne avete fatti 34. Sì, è vero, là eravamo molto più carichi. Questa era l'ultima, eravamo un po' svogliati, ma comunque ne abbiamo fatti molti. Il Riviera era anche un pochino più non forte, la più meno diversamente forte. La più meno. Non metti un imbarazzo in diretta. Grazie per la tua opinione, linea allo studio. Siamo qui dopo la partita Under 12 Cus Venezia Oriago e l'abbiamo vinta e chiederemo al Ernesto Rubin come è andata secondo lui. Ruben. Secondo tempo. Secondo te? Ah, ok. Allora, la partita è andata molto bene, soprattutto in attacco. E come dire, potevamo fare anche di meglio. Sì. La difesa come è andata secondo te? Più o meno, ci hanno fatto tanti tiri dalla distanza e tanti gol. Secondo te come hai giocato tu personalmente? Abbastanza bene, ho sbagliato qualche pallone, però bene. Sei contenta di come è finita questa partita? Sì, secondo te sono felice che ho perso? No. Allora non mi potevi anche evitare la domanda. Andiamo allo studio. Devi chiedere ognuno quanti gol ha segnato. Okay. Siamo qua con quasi tutta la squadra del Cus Venezia e chiederemo a ogni persona, senza contare qualcuno che non ha giocato, come è andata la partita. Iniziamo da Paolo De Paoli. Secondo me l'abbiamo giocata molto bene questa partita, anche se abbiamo perso un po' di palloni, ma sono molto contenta, dai. Secondo te è stata meglio in attacco o in difesa? Forse in attacco, perché dipende dai momenti, diciamo che a volte eravamo più bravi in difesa, a volte eravamo più bravi in attacco, cioè. Adesso chiediamo a Francesco Belli, centrale. Allora, secondo me questa partita l'abbiamo giocata bene e secondo me è andato abbastanza meglio il secondo tempo. Abbastanza meglio anche questo italiano. Molto poco, tanto. L'emozione è stata con l'ultimo gol. È stato bello, sono stato contento, ma non tanto per me, per la squadra che Secondo te è andato meglio in attacco o in difesa? Beh, secondo me, dipende dai momenti. Il secondo tempo è andato meglio in attacco. Il primo tempo in difesa, però non abbiamo fatto così bene. E scivolo. Praticamente, vai.
I festeggiamenti di Luca sono stati simpatici oppure poteva far di meglio? No, sono stati simpatici. Dietro Vianello, Ala. Ala. l'ha fatta lui. Come ti è sembrata la partita? A me è piaciuta molto la partita, il mio compare qui Francesco Belli è stato molto modesto perché senza il suo ultimo tiro all'ultimo secondo non avremmo vinto, saremmo ancora probabilmente in campo a fare rigori. Per me siamo andati molto bene, soprattutto in attacco, in difesa andavamo un po' a scatti, un po' sì, un po' no. No. Ok, va bene, vai. Poi Pietro Bozzato terzino. Cosa devo dire? E come è andata la partita Secondo me la partita è andata bene, potevamo sicuramente fare di meglio, potevamo perdere meno palloni, giocare meglio in difesa molti momenti, però abbiamo vinto e quindi abbiamo vinto. Come hai giocato? Sinceramente insomma che abbastanza bene. Secondo te, mentalmente, com'è andata la partita? Sì. No, aspetta, è andata bene, eravamo convinti di vincere e l'abbiamo fatto, insomma, quindi siamo contenti. I microfoni è più facile da perdere. Adesso Enrico Giacomazzi, terzino. Allora, la partita è andata molto bene, poi potevamo perdere tanti meno palloni. da parte tua? Non ho mai preso. Vero Ernesto, per te come è andata la partita? Hai perso tanti palloni per caso? Ne ho persi meno di te. Per i telespettatori non ho mai preso una palla e lui ne ha perse 3. Concordi? E tu 24? Dai, palla. Hai fatto 24 volte. Sì, è andata bene la partita. Potevamo giocare meglio. Geniale. E adesso chiediamo a Marco Gavagnin, che ha visto e non ha giocato la partita. Beh, posso solo commentare, però devo dire che Loriago è stato bravo, perché sennò non sarebbe stato fino all'ultimo un testa a testa. Ma togli quel microfono! Ah, grazie. Sì, insomma, sono stati bravi e molto contento per l'ultimo gol di Francesco, 1 millesimo di secondo dopo e non sarebbe stato gol. Da ricordare. Vai via. Interrompiamo il servizio per problemi tecnici. Interrompiamo il servizio per problemi tecnici. Ernesto, come hai giocato? Molto bene, siete a favore della partita. Linea allo studio. No. Da ricordare assolutamente i festeggiamenti di Luca. Entra in spogliatoio, ci conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ci siamo tutti proprio con le vene. E ci ha detto bravi per la prima volta nel campionato. Linea allo Ci ha studio. detto bravi. No, e non divulghiamo cose false perché Ernesto non è... Non rompere. Linea allo studio.